Buonasera a tutti, Vici TV, te non la de oggi, un attimo che aggiorniamo la sigla, ecco qua. Buonasera a tutti, oggi è dia 8 del mese di aprile 2026, il solito appuntamento, quindi in TV, che in Tenova, poi in Tenova Fico Caida e Tenova Bate sul circondario e poi su Moon, insomma, di una pagina internazionale. Bene, presentiamo la situazione del Saida, come che ripresenta il clima, i che rubamo gli indizi, ecco la situazione è giusta, comincia a dire a campo pieno, in militare la potenza del mezzo, ecco questa è la situazione, che l'Olimpio vita è dominata dal sole, certo questo non vuole metà potente, non vuole un pacco del biglietto, ma comunque lui vuole bestia, l'illuminato canta, caricate la brigura, un attimo che posizioniamo sul microfono in modo tale che siete posa a corso, ecco qua, e quindi un'altra fotografia, a campo posa un po' stancato, insomma, su camminate su quello libero che ne nuvese e dimoso it non narata su Saravallo purtroppo che ne la temperatura non le prendo potuto die no, questa è sua casa, scusate un po', devo anche prima. Ecco qua, anche il brincato. Vabbè, sue oie non veste, comunque tu uguale a sua casa, a chi sa che io completamente libero e non comprendo potessi che sia brincato. Eccolo qua, ma este precisi uguale. Ecco, che l'avevo inviato, ma non cambia tanto. Esattamente nulla, come ti devo vedere a rigore scusa, solo preno potuto da via e via di miracoli. In dia di Iovia perfettamente uguale. Andiamo da innanzi, abbiamo tutto toccamento come sul calendario della benedizione della famiglia, la che comincia da oggi e mercoledì, anche te una zona del Salvatore, via Giulio Cesare, via Leopardi, via Diego Mele, la Defessa a Manzano, poi a Bortedie, anche Padre Corso, via Padre Carzedda e via Protto Arca, questa sono salvia che anche questo Manzano, il Probano, danno la benedizione. Bene, andiamo da innanzi e amolo carcatero o cosa denaro che però non è sta arrivata, non via qualche problema, basta, stoccamento, lo che ha inviato e che riguardano Saida non sono stato o trasmesso, eppure no che bisogno, e non bisogna ancora. E abbiamo sposato da innanzi, ma non bisogna, non bisogna. Un po'. Vabbè. Scusatemi, ma dopo tutto inviato non bisogna, vabbè. Comunque ve lo leggo dai nocche, ve lo leggo che bicchiere questo bicchiere te troppo ora a che lo inviare, questo appuntamento possa chi c'è presentazione del suo libro, della sua biografia di Daniele Cossello, e questa sa che è una pura decche, a sa 7 in su cinema Ariston Bizzi.
Poi, vabbè, sa che abbiamo l'appuntamento e altre rubeste invece di aumentare che veste primavera al parco di Tepilora, per cui queste su radie dai su Trecchi a su Decche 8 e volevo già aumentato tanta via, purtroppo non ha poco un paese perché non siano arrivate, ma dei gaieste, poi vamos pure una morta, vamos cioè, Francisca Pala però non ha proposto uguale in toccamento che mi è arrivata a Como la fotografia e la famiglia mi ha andato a reale e quindi la papò nel dopo. Con la musica sul giornale, intanto condolenze a sua famiglia, ecco, un caos totale, non bisogna su una pagina sul giornale, non bisogna, poi è proprio annata dai mali in peus. Bisogna su una pagina sul giornale, non va nulla. Non ha funzionato la redazione oggi, non ha funzionato. Tocca il vero atto la diretta dessa estrazione di una lotteria organizzata dal Comitato Santo di Domessa 26, sempre con l'idea in area possa esta, e in competizione iti un cellulare come premio, un bello cellulare, bene, se è stato estratto sul numero 70 Kimbe, quindi chi ha appiccato sul numero 70 Kimbe praticamente ha vinto sul cellulare, poi sul numero ne ha comunicata a gente interessata e comunque sa diretta che non bebe scuro la dichiarazione di chi è l'ha vinto. Colamos su una pagina, con la squadra siamo in Mannata, nell'isola la corsa per 149 sindaci, al voto oltre 400.000 saldi, riflettori su quarto, sesto e Porto Torres. Le nuove minacce di Trump, il mondo con il fiato sospeso, poi in effetti è stato questo accordo, è stato chi sarà anche, di fatto è una disfatta totale dell'America, che piccato un'altra importa tipo cosa che ha piccato in Vietnam, cioè Saine Sri Lanka che su controllo pure adesso stretto di Hormuz che prima non aiata di fatto, quindi una vittoria. Pronto soccorso in codice rosso, i dirigenti delle aziende in consiglio regionale a riferire su di questa questione. La carenza di personale si traduce in lunghe attese per i pazienti, mandando in tilt anche la gestione delle ambulanze. Il pronto soccorso in Sardegna, i pronto soccorso in Sardegna sono in codice rosso. La Commissione Sanità del Consiglio regionale ha ascoltato i dirigenti delle aziende. Alcuni presidi rischiano di chiudere anche per la scadenza dei contratti dei medici a gettone e a te lo dottore non ne sono buscanne e va bene. Poi questo dell'isola, lui diamo questo articolo apposito, vediamo la prima pagina della nuova, un'intera civiltà finirà, Trump minaccia l'Iran e poi invece resta accontentato, ha accettato quello che l'hanno proposto l'Iran, cioè invece se si l'hanno accettato quello che ha proposto ISE, stisse che ha accettato quello che ha proposto l'Iran. L'allarme di Cucureddu con la guerra e il caos carburanti, la stagione per l'isola è a rischio. Le cantine della Sardegna brilleranno a Vinitali dal 12 aprile in vetrina 110 aziende dell'isola, ormai su vino è un prodotto importante della Sardegna. Pisdaz da rifondare, dubbi dei big sardisti sulle parole di Solinas.
andiamo da innanzi, adesso il giornale e torniamo all'ultimo il faccenne. Allora Siniscola arriva all'app per la differenziata e che hanno pensato Siniscola un disco quanto potete essere utile, ma comunque un'applicazione telefonica per gestire al meglio la raccolta differenziata. Dallo scorso mese di marzo l'amministrazione comunale e la CICLAT, Trasporti e Ambiente, hanno sostituito la vecchia app Yuker con la nuova applicazione denominata Cap Taripi, che permette di gestire in maniera ottimale i rifiuti solidi urbani. Riceve notifiche ed informazioni, consultare il calendario dei ritiri e dei giorni di apertura dell'ecocentro comunale che si trova nella zona industriale. Gli utenti siniscolesi possono anche accedere al sito di Siniscola ciclatambiente.it per visionare il calendario, ottenere dei consigli utili al conferimento di tutti gli oggetti da inviare in discarica. Vabbè, insomma, noi scrivete una cosa, un'utilità che chissà com'è. Allora, arma contro controlli in aumento. Siamo già adesso Carabinieri, dopo il Ponte Pasquale e la vigilanza, i consigli dei Carabinieri per gli weekend, tale diverse cautele, pre-partenza, la collaborazione con i vicini di casa. Anche quest'anno il Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro, per garantire il Ponte Pasquale sicuro e i giorni di grande traffico e spostamenti ai residenti e ai turisti in vacanza, ha aumentato i servizi di controllo del territorio, coinvolgendo tutte le articolazioni dell'Arma sul territorio. In campo quindi sono stati impegnati i carabinieri dei nuclei radiomobili delle stazioni e delle aliquote operative delle 9 compagnie che fanno capo al comando provinciale. L'attenzione operativa si è concentrata sulle località turistiche della Planargia, dalla Planargia all'Ogliastra, dalla Baronia al Marghine, senza trascurare la Barbagia e il Sarcidano, quindi servizio di vigilanza e controllo. Andiamo da innanzi, pronto soccorso in codice rosso, l'emergenza, urgenza, in crisi, la situazione dell'isola in commissione sanità. Quindi la situazione è sotto esame, ma i numeri sono veramente tremendi. Insomma, Carbone di Iglesias, la primaria Viviana Lantini è costretta a coprire turni con i colleghi di altri reparti, se non fosse che molti reparti sono stati chiusi. Attese infinite, ieri fino a 9 ore per i codici verdi al Policlinico di Monserrato, boarding pesante per i pazienti in attesa per giorni, spesso anche nei corridoi, prima di essere ricoverati nei reparti. Carenza di personale e giovani professionisti che fuggono dall'emergenza, urgenza, gettonisti in scadenza, ripercussioni gravi sul sistema delle ambulanze e dei volontari del soccorso. E quindi tutto il numero, scusa, fosse assessora alla sanità. Queste todde. Liste d'attesa infinite, più tutele per i pazienti. L'associazione Luca Coscioni sul sito il modulo per i ritardi, cioè questo è il modulo per segnalare i ritardi. In occasione della giornata mondiale della salute, l'associazione Luca Coscioni rilancia anche in Sardegna la campagna per il rispetto dei tempi di legge nelle liste d'attesa, denunciando ritardi e opacità della piattaforma gestita da Agenas. I dati ufficiali elaborati dall'associazione riportano un quadro allarmante. Tra gennaio e settembre 2025 il rispetto dei tempi di legge è stato del 41,9% per gli esami e del 35,8% per le visite, con violazione rispettivamente del 58,1% e del 64,2% dei casi. Andiamo da innanzi, sì.
vabbè, questo sull'articolo di politica internazionale capitati in ocche, che sul numero 3, ma di giù che sul numero 5, Vance da Orban ci difendi dai burocrati UE, cioè questo Vance, il vice ministro, cioè il ministro americano, è nato a cantare la gloria e a fare campagna elettorale a Orban, che è galopeo di isso e tutto, e ha cantato la gloria, hanno questo difensore del proprio popolo, eccetera, eccetera, e così via, che è in crisi assoluta e speriamo che sia l'ultima sua presidenza che abbia già battuto via. Cina e Taiwan, prove di dialogo. Taiwan dialoga con la Cina, dove sino a domenica è in visita Sheng Li-yun, leader del Kuomintang, partito di opposizione. Non succedeva dal 2016, ciò anticipa di un mese il viaggio di Donald Trump a metà maggio. Sheng ha definito la missione un tentativo di salvaguardare la pace, ribadendo la necessità di evitare un conflitto nello stretto. E in cui pure batta problema, intanto visto negato a Kanye West, qui non entra, qui non entra, è un antisemita, bene ha fatto Londra a non fa permettere a questo predicatore di violenza a entrare in Inghilterra. Il Regno Unito ha deciso di chiudere la porta, basta scritto chiedere, ma è chiudere, in faccia a Kanye West, vietandogli l'ingresso nel paese inglese. Il rapper americano, tristemente noto per le sue dichiarazioni antisemite e razziste, è stato invitato al Wireless Festival di Londra, in programma a luglio, scatenando polemiche andate avanti per giorni. Quanto successo oltre Manica ha avuto ripercussioni anche in Italia. Una bufera analoga si è sollevata per l'esibizione del controverso artista a Reggio Emilia, sempre a luglio, una settimana dopo la data britannica. Ma predicatore di violenza addite il suo sconcerto. Castello, Cagliari in crisi, Cremonese a picco, sì, rilanci chi può. Sabato alla Domo si sfidano due tra le peggiori dopo il giro di boa, cioè dopo metà campionato praticamente la spesa di squadra sono state da Cagliari e Cremonese, quindi inoltre devi stabilire quale adesso speso e su mezzo. Scorte di carburante a rischio, nessuna emergenza nell'isola, ma il sistema aeroporti è fragile. Soager e Ceaser e Soggiar, che sono il gestore dell'aeroporto, decolli garantiti, niente tagli in vista, meno male. Le imprese sarde spendono più delle altre, ma i proventi dell'ETS non riguardano l'isola. L'appello di Aldo Salaris e riformatori al ministro Salvini sui trasporti marittimi. Il PISDAS sbanda tra destra e sinistra, ma tutti concordi. Partito da ricostruire, ma stiamo a bidere, no, che bisogna diversi leader, insomma, del suo PISDAS, diverse provincia, Giancarlo Acciaro, Carlo Doria, Cristian Stevelli e Lorenzo Palermo, chi sono atteros o leader del suo PISDAS in pruso del Solina del De Moro, che sono intervenuti sul giornale, poi lo leghiamo, quindi posa attenzione. Recensioni online, scatta la stretta, si tratta, arrivate che l'albergo, già che sa recensione la Sasola e poi lo pubblicano vant'anni di essere perfetto, e questa recensione sono a numero dei clienti che è inventata naturalmente. Nuova legge, Confocommercio, un passo importante, i commenti falsi alterano il mercato. Valutazione di hotel e ristoranti entro 30 giorni. Necessario lo scontrino. Chi deve fare la valutazione
deve fare che entro i 30 giorni e mostrare il riscontrino del commento investistato. Cambiano le regole delle recensioni online su alberghi e ristoranti. Le nuove norme sono in vigore da ieri, ma perché la legge 34 del 2026 diventi pienamente operativa, servono ancora le linee guida di Antitrust e Agcom, le rispettive autorità per la concorrenza e le comunicazioni. La legge, in attesa che l'iter si completi, i consumatori possono prendere confidenza con il mutato scenario. Intanto si può pubblicare una recensione solo entro 30 giorni dalla fruizione del servizio e per dimostrare l'efficienza, l'effettiva condizione di cliente, bisogna allegare lo scontrino o la fattura. Diversamente i titolari di bar, ristoranti o hotel possono chiedere la rimozione dei commenti per presunto illecito ed è essere in tutto valsa questa recensione. La notte del terrore, Trump fa tremare il mondo, non si fermano le minacce del presidente degli Stati Uniti all'Iran. Giallo sulle trattative di pace, Vance narrata, spero si arrivi ad una soluzione. E infatti è stata la soluzione, cioè la resa degli Stati Uniti rispetto all'Iran. Bene, che in questo tancamo ritenevano le oie e che si sigla le tancatura, sacrificato che ha sempre che cosa che non funziona, ma ormai sono schizone, poi hanno la relazione non siamo in troppo per evitare questa cosa, insomma, e quindi non siamo a accontentare adesso qui è possibile, o sul miracolo vi pensiamo dopo. Bene, questa è l'ultima videata, cambiamo un attimo videata per non salutare, ecco qua, mentre il video e devono a tutto dai, dici, tipo, addio e mezzo a casa.